L'omicidio di Mira, arrestato all'alba di oggi il presunto complice di Riccardo Salvagno. Si tratta di Andrea Vescovo, 38enne, che per tutto questo tempo si è nascosto nella casa di Spinea. Domani funerali di Sergio Tarna. Incendio al locale Beastoria di Jesolo, arrestato il titolare 54enne ritenuto il mandante del rogo per intascare i soldi dell'assicurazione, indagato anche il presunto esecutore materiale. Primi giorni di libertà per Alberto Trentini, si trova a Treviso a casa di una zia in attesa di essere ricevuto dal presidente Mattarella. Intanto in Laguna ha rispettato il silenzio chiesto dalla famiglia. Studentesse spiate nei bagni dell'Università di Ca' Foscari in via Torino, in una nota alla presa di distanza dell'Ateneo. Intanto è dura la reazione degli studenti e dei collettivi. A Roma per la presentazione della mostra Etruschi e Veneti, il sindaco Brugnaro incontra il ministro della cultura Giuli. Sul caso Venezia bisogna abbassare i toni, dice, il welfare tolto ai lavoratori tornerà, ma con calma, annuncia. Dopo la tragedia di Crans Montana, stop a fiamme libere nei locali da ballo, Jesolo candeline sostituite da luci a LED, l'annuncio del presidente del SILB, il sindacato delle sale da ballo. Musica, fotografia, poesia e prosa prende il via la prima edizione del premio Alex Marangona, scelta dalla famiglia tra ricordo e commemorazione. Il 30 giugno la premiazione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il delitto di Mira. Ci sono degli importanti sviluppi perché è stato arrestato all'alba di oggi il presunto complice di Riccardo Salvagno. Si tratta di Andrea Vescovo, 38enne, che per tutto questo tempo si è nascosto nella casa dei genitori a Spinea. Domani intanto i funerali della vittima. Arrestato il presunto complice di Riccardo Salvagno, lo si cercava dappertutto e lui si nascondeva a casa sua a Spinea. Si chiama Andrea Vescovo, 38enne disoccupato che vive con i genitori. All'alba il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia sono arrivati dopo aver citofonato il campanello e lo hanno sorpreso nel sonno con i genitori ancora in casa. È stato lo stesso Salvagno, durante un interrogatorio, a svelare il suo nome agli inquirenti. Salvagno e Vescovo si erano conosciuti nell'lap dance di Preganziola, il New 1000 Lire. Insieme avevano poi pianificato nel tempo il sopralluogo tra i campi di via Pallada, Malcontenta, dove portare Tarna. Un fatto gravissimo che coinvolge purtroppo la nostra comunità. In primis quello che come amministrazione vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà nei confronti della famiglia della vittima e volevo soprattutto anche complimentarmi con le forze dell'ordine che in tempi brevi hanno concluso le indagini, con i carabinieri di Spinea che sono sempre un presidio costante sul territorio in stretta collaborazione con l'amministrazione e di questo veramente dobbiamo ringraziarli. Salvagno nega agli inquirenti di aver sparato personalmente a Sergio Tarna, il barman moldavo di 25 anni freddato con un colpo di pistola alla testa nella notte di San Silvestro a Malcontenta. Conferma però la presenza di un altro partecipante. Notizia che scuote i cittadini del comune di Spinea. È preoccupante per la sicurezza, insomma, poi uscire di sera, sapere che ci sono certi personaggi, insomma, ti preoccupa abbastanza. Speriamo non ce ne siano altri in giro per Spinea, però adesso l'hanno preso, meglio così. Fa un po' di preoccupazione, però c'è sempre gente così in giro per il mondo, quindi non mi sconcerta la roba. Il fatto che magari si pensa di vivere in una città sicura non implica che sia realmente sicura. Non dico che bisogna sempre guardarsi le spalle da chi è amico o anche da chi è nemico, però non bisogna mai sottovalutare magari una persona che possa presentarsi simpatica, piacevole agli altri. Può sempre nascondere qualcosa, anche semplicemente un malore interno che non vuole esternare o un qualcosa di cui non vuole parlare. Io consiglio sempre a tutti di iniziare magari un percorso psicologico. Scartata la pista dello spaccio, gli inquirenti ipotizzano un movente legato al timore della diffusione di un video privato compromettente di Salvagno con un trans, di cui la gente temeva la diffusione tra i telefoni. Per l'accusa, Vescovo avrebbe preso parte sia all'esecuzione nelle campagne di Malcontenta, sia al sequestro del giovane all'uscita di un bar a Chirignago. Quello che ho visto io è quello che ho visto sulla videosorveglianza. Ha bevuto una birra, è uscito fuori dalla portata, è andato via fuori dalla portata delle telecamere e si vedeva lui
cioè, i suoi piedi e un'altra persona. In ogni caso, le ricerche dell'arma e gli accertamenti su eventuali altri complici proseguono. Domani intanto i funerali della vittima alle 9:30 nella chiesa ortodossa di Santa Lucia a Zelarino. Padre Dimitri Ciubarna parla di una famiglia scioccata dal dolore. È un shock, questo è un shock che lei si è bloccata e basta. E non credeva. E i fratelli, ha una sorella, un fratello che ho sentito due anni. Vi dico, è un shock per tutti, anche per me, ma per loro figurati. Padre Dimitri Ciubarca segue la parrocchia ortodossa moldava dei Santi Michele e Gabriele di Marghera, che la famiglia di Sergiu Tarna, il 25enne ucciso con un colpo secco di pistola alla testa nelle prime ore del 31 dicembre, frequenta da tempo. Parla di una famiglia distrutta dal dolore, scioccata di aver perso un figlio in un modo tanto ingiusto quanto brutale. Quanto vorrei abbracciarti e stringerti al mio petto, ti chiedo di darmi la forza, mio angelo, scrive così mamma Anastasia Burgalea sui social. Mentre le indagini da parte degli inquirenti proseguono per far luce sul giallo, domani sarà il giorno dell'addio a Sergiu. Alle 9:30 nella chiesa ortodossa Santa Lucia di Zelarino la comunità si stringerà attorno alla famiglia nel giorno più duro, quello dell'ultimo saluto. A celebrare il rito in doppia lingua assieme a padre Dimitri sarà padre Avram Matei. Il bocciolo della tua vita è nel nostro cuore con il ricordo del suo sorriso. Questo il messaggio scelto dalla famiglia per il loro Sergiu. Ha fatto esplodere il suo ristorante per riscuotere l'assicurazione. Arrestato dalla polizia di Venezia il proprietario 54enne, ritenuto il mandante dell'incendio. Su di lui grava anche una condanna per traffico di droga. I fatti a Jesolo. Ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. È solo una delle voci terrorizzate dopo l'esplosione del bar Trattoria Bea Storia di Jesolo la sera del 12 giugno scorso. Un boato, poi le fiamme. Secondo la Procura di Venezia, il rogo sarebbe stato appiccato per riscuotere il risarcimento assicurativo. Il titolare 54enne Vincenzo Gargiulo è stato arrestato dalla polizia perché è ritenuto il mandante dell'incendio che devastò il locale in cui rimasero intossicate una decina di persone. L'incendio aveva interessato anche 2 piani superiori della palazzina, per cui era stato necessario l'evacuazione di 20 persone. L'inchiesta condotta dagli investigatori della squadra mobile di Venezia ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti del padovano titolare del ristorante, ritenuto essere appunto l'ideatore e il mandante dell'incendio messo in atto per ottenere il contributo assicurativo. Dalle indagini emerge che nei confronti dell'indagato sarebbero state raccolte prove inequivocabili. Eseguiti inoltre 2 decreti di perquisizione nei confronti del titolare del ristorante e di un 50enne sospettato di essere l'esecutore materiale dell'incendio. Sul 54enne pendeva già una condanna a 11 anni perché accusato, quando viveva a Gorizia, di essere il finanziatore di un traffico di droga. Vero e proprio caso quello delle studentesse spiate nei bagni dell'università nel campus scientifico di Ca' Foscari. In una nota la presa di distanza dell'Ateneo avvisando che prenderà ogni provvedimento possibile. Intanto è durissima la reazione degli studenti e dei collettivi. Sempre Edi Caliman. Ci dispiace molto per l'accaduto. Ca' Foscari pone sempre la massima attenzione alle segnalazioni della comunità studentesca, come è avvenuto nel caso specifico. L'università si impegna a prendere tutti i provvedimenti possibili per evitare che siano a rischio la sicurezza e la privacy delle persone che frequentano le sedi. Sono le parole che arrivano direttamente dagli uffici di Dorsoduro sulla vicenda che ha visto coinvolte 2 studentesse riprese in segreto con degli smartphone mentre erano in bagno nel padiglione Z nel campus scientifico di via Torino a Mestre. Il fatto risale a qualche giorno prima di Natale, ma è solo nelle scorse ore che è scoppiato il caso. Alla ripresa delle lezioni, infatti, è stato proprio il Dipartimento a mettere in guardia gli studenti scrivendo a loro una mail. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, si legge, e a segnalare qualsiasi episodio. Dura la reazione di studenti e studentesse. Una cosa inaccettabile, vanno presi dei provvedimenti. Spero che questa cosa se ne parli e venga fatta capire, perché è una cosa importante e non va sicuramente presa sotto gamba. Una bella notizia terrificante per un posto che dovrebbe invece essere un posto sicuro per le studentesse e gli studenti,
quindi direi abbastanza inquietante la cosa. Oscena, cioè è difficile commentarla in una maniera diversa, è terrificante, sì. Brutta cosa, sicuramente un'idea potrebbe essere anche le porte, mi pare che in Z siano aperte nella parte bassa, non so se questo perché, se è per motivi di sicurezza o perché rimanga questa parte aperta, magari delle porte totalmente chiuse eviterebbero anche questo fatto. Di risposta inadeguata da parte dell'Ateneo parla il collettivo transfemminista LISC, accusato di fare troppo poco per tutelare le studentesse. Una risposta, quella dell'università, dicono, che suggerisce proposte di autodifesa inadeguate e potenzialmente pericolose. Dal canto suo Ca' ricorda di aver da tempo investito in una serie di servizi e strumenti a disposizione di studentesse e studenti per segnalare comportamenti inadeguati, molestie e discriminazioni e chiedere sostegno psicologico o informazioni sui propri diritti. Il Comitato Unico di Garanzia, che nasce con l'obiettivo di contrastare qualsiasi disparità di genere e favorire le pari opportunità. Dobbiamo però sottolineare la necessità di fare chiarezza su questi fatti, affinché i responsabili possano essere condannati in maniera certa e grave. In primis come donna e poi come rappresentante sento il peso che un accaduto come questo può avere sulle mie colleghe e soprattutto sul loro senso di sicurezza all'interno di un luogo che dovrebbe essere emblematicamente luogo di tutela, crescita e sicurezza. Dopo il rientro in Italia, Alberto Trentini ha scelto la discrezione e il calore dei familiari a Treviso. Un incontro con il Capo dello Stato è atteso a breve. Alberto Trentini sta vivendo i suoi primi giorni di libertà lontano dai riflettori. Dopo il rientro in Italia, avvenuto martedì con l'arrivo all'aeroporto di Ciampino, il cooperante veneziano non è rientrato nella sua casa, a Lido di Venezia, ma si trova a Treviso, ospite a casa di una zia. Una scelta dettata dalla necessità di riposo e raccoglimento dopo i 423 giorni di detenzione in Venezuela, conclusasi con la liberazione insieme a Mario Burlò. La famiglia ha deciso di fermarsi nel Trevigiano per ritrovare serenità e normalità, chiedendo massima riservatezza in questa fase delicata. Sul fronte istituzionale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha già contattato telefonicamente la madre di Trentini, esprimendo vicinanza e partecipazione per il ritorno del figlio, con la data per un incontro ufficiale tra il cooperante e il Capo dello Stato che parrebbe verrà fissata a breve. Intanto da Venezia e da tutto il paese continuano ad arrivare messaggi di affetto e solidarietà, mentre Trentini si concede il tempo necessario per riabbracciare i suoi cari e lasciarsi alle spalle i mesi più difficili della sua vita. Maxi evasione fiscale, coniugi di San Donà sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza. L'esito delle indagini ha consentito infatti di procedere al sequestro di oltre 190.000 euro rinvenuti sui conti correnti della moglie di un soggetto che è stato denunciato dai finanzieri del Comando Provinciale di Treviso per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, un reato che prevede la pena fino a 4 anni di reclusione nel massimo. Marito e moglie in combutta per evadere le tasse dovute al fisco. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato una coppia residente a San Donà di Piave per evasione fiscale di una somma superiore ai 600.000 euro. L'uomo, che risultava formalmente nullatenente, in realtà gestiva varie imprese nel Coneglianese nel settore dell'efficientamento energetico e dirottava sui conti della moglie, assunta fittiziamente come impiegata, tutti i proventi delle attività, sottraendo così al fisco gran parte degli importi dovuti in tassazione. Le attività quindi hanno consentito di individuare le disponibilità giacenti sui conti correnti della moglie e sottoporle su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, sottoporle a sequestro. Un'attività che durava da anni e costituita da una rete di società, alcune delle quali con sede fasulla anche fuori provincia, come a Milano, mentre la maggior parte gravava attorno alla città del Cima. La misura cautelare arriva dopo aver ricostruito un ingente debito tributario che l'imprenditore aveva accumulato nel corso degli ultimi anni per oltre 600.000 euro.
Si è concluso da poco il vertice tra il presidente della Regione del Veneto Stefani e il ministro Matteo Salvini. Sul tavolo la questione della holding autostradale, ma anche la Romea. Per quanto riguarda la variante alla Romea, non intendiamo arretrare di 1 millimetro e procediamo spediti con la progettazione della variante di Chioggia e del raddoppio del rettilineo. Vogliamo dare risposte concrete a chi percorre quella strada ogni giorno. Bisogna abbassare i toni, penso sia importante che tutti vincano, vorrei parlare con gli orchestrali, con il coro, con le maestranze, perché questo clima di irrigidimento ci porterà a sbattere e non è interesse di nessuno. Così il sindaco Brugnaro da Roma per la presentazione della mostra Etruschi e Veneti sulla nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale. Nell'incontro con il ministro Giuli è stato affrontato anche il caso Fenice sulla questione del welfare sospeso ai lavoratori del teatro. Il sindaco ha annunciato che questo arriverà con calma. Dopo la tragedia di Crans Montana, stop a fiamme libere nei locali da ballo, a Jesolo candeline sostituite da luci a LED. La prima iniziativa, dove tutti i gestori chiaramente hanno aderito, è il fatto di abolire, diciamo, queste fiammelle libere o qualsiasi tipo altro di fiammelle che verranno sostituite con dei LED. Dopo l'incendio di Crans Montana in Svizzera, nelle discoteche del veneziano niente più candeline o fiamme libere, ok alle luci a LED, scelta condivisa per rafforzare la sicurezza. Così Franco Polato, presidente delle sale da ballo del veneziano, la decisione assunta da tutti gli imprenditori della notte e che nasce, come detto, dalla volontà di rafforzare ulteriormente i livelli di sicurezza già garantiti dal rispetto delle normative vigenti. Al riguardo, a breve, il vertice in prefettura con il prefetto di Venezia, Darco Pellos, per valutare ulteriori azioni sulla sicurezza a 360 gradi. E quindi abbiamo chiesto un incontro giusto per chiarire meglio quelli che sono i temi, gli approfondimenti, perché la categoria è completamente d'accordo nel avere dei controlli, però rivolgere soprattutto l'attenzione a locali abusivi come appunto alla tragedia di Crans Montana. Nelle discoteche di Jesolo bandite dunque candeline o altre fiamme libere durante compleanni o feste, una misura che potrebbe presto essere estesa anche ad altri locali e non soltanto del territorio veneziano. Il Presidente sta preparando lo stesso un comunicato per il governo, sia per il ministro Piantedosi e sia per la prima ministra La Meloni. Nel frattempo il Silber nazionale al lavoro per promuovere iniziative che valorizzino l'impegno dei locali, tra cui l'ipotesi di un marchio esterno che certifichi gli standard di sicurezza. Riuscire a mettere fuori un segno distintivo ai tutti i locali in modo tale che qualsiasi, anche i genitori, volessero avere un timbro di riferimento in termini di qualità e sicurezza, all'esterno, appunto all'ingresso di tutti i nostri locali, i nostri associati, sarà un bollino appunto che certifica la sicurezza di quel locale. Musica, foto, poesia, ma anche prosa prende il via la prima edizione del premio Alex Marangon. Abbiamo fatto questo concorso per ricordarlo e per le sue passioni. Il 30 giugno si terrà la prima edizione del premio Alex Marangon, un'iniziativa nazionale voluta dalla famiglia, dedicata alla musica, alla fotografia, alla poesia e alla prosa. 3 le sezioni, ciascuna articolata in 2 categorie, studenti e libera, come spiega Sabrina, la mamma di Alex. Non serve che ci siano professionisti e persone comuni che vogliono mettersi in gioco. Il tema scelto non è casuale, la libertà in ogni sua forma, come filo conduttore degli elaborati da inviare a questo indirizzo: premio Alex Marangon @gmail.com. La libertà in ogni sua forma. Quindi questo è il filo conduttore? Questo è il filo conduttore. Poi chi vuole capire il senso del concorso lo capisce, perché tante persone cominciano a mandare le loro opere. La data della premiazione, voluta dalla famiglia, diventa un momento simbolico di ricordo e commemorazione, mentre a 1 anno e mezzo dalla tragedia della morte di Alex, le indagini hanno segnato un primo passo con l'iscrizione di 5 persone nel registro degli indagati.
Lo scorso 26 novembre sarebbe stato il compleanno di Alex. Alex avrebbe compiuto 27 anni. Sono andati a Venezia perché Alex ogni volta che compiva gli anni andava con gli amici a Venezia, andava a fare il giro di Bacari con la sorrisa. Un premio questo che porta il suo nome e che vuole trasformare il dolore in memoria attiva e dare voce alla libertà di Alex attraverso l'arte, perché il suo ricordo continui a vivere in ogni creatività. Referendum sulla giustizia, da Mestre parte la campagna per il no. La CGIL sceglie di schierarsi per il no in questo referendum perché scegliere di mettere in discussione la Costituzione, l'equilibrio dei poteri, l'autonomia della magistratura non serve ai cittadini, serve probabilmente a qualche forza politica. Per difendere la Costituzione, i diritti e l'equilibrio tra poteri. Secondo il Comitato per il no al referendum sulla giustizia, che si è costituito in provincia di Venezia, sono tanti i motivi per opporsi alla riforma voluta dal governo Meloni e il Comitato intende spiegarlo attraverso una campagna di informazione definita capillare e rigorosa sui contenuti. Da questo momento in poi andremo sul territorio con gazebi, banchetti eccetera per parlare con le persone, perché il nostro obiettivo è quello di far comprendere che c'è un attacco fortissimo alla Costituzione che passa attraverso il condizionamento della magistratura. La riforma del governo, peraltro, secondo il Comitato, non affronta i veri problemi della giustizia, dai tempi dei processi alle carenze di organico, dall'accesso effettivo alla tutela dei diritti, alle condizioni del personale e alla qualità del servizio pubblico. Ai cittadini servirebbe l'efficienza della giustizia, processi più brevi, la certezza delle pene, strumenti di sostegno, assunzioni, precari che non vengono licenziati nei nostri tribunali. Per tutte queste ragioni ci impegneremo nelle prossime settimane in una grande campagna informativa, perché è fondamentale andare a votare. Questo referendum non ha il quorum e quindi deciderà chi si recherà alle urne. Secondo il Comitato per il no, il referendum, per come è impostato, rischia di produrre effetti peggiorativi sul funzionamento della giustizia e di indebolire principi di garanzia e di equilibrio previsti dalla Costituzione. Una riforma che in realtà non è una riforma della magistratura, se non nel senso di volerla mettere sotto il controllo dell'esecutivo progressivamente. Da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.